È il primario di cardiologia di Milano, il dottor Salvatore Saccasi, dernese di origine ma milanese di adozione, a spiegare come funziona il nuovo angiografo che grazie alla sua attività di diagnostica a 360 gradi permette pure di intervenire sia sul cuore che sui vasi sanguigni. Il sistema è dotato di vari programmi di software che consentono la riduzione dell'utilizzo di mezzo di contrasto, che è noto ovviamente essere tossico per i reni e può essere una causa di insufficienza renale. Questo è permesso dal connubio di varie tecnologie, dalla fusione delle immagini TAC con le immagini angiografiche, dalla fusione delle immagini ecografiche con le immagini angiografiche, e tutto questo insieme ci permette appunto di lavorare con maggiore sicurezza. In cardiologia, oltre 2500 procedure l'anno per l'emodinamica e 400 all'anno di elettrofisiologia, numeri dietro ad ognuno dei quali si cela la storia di tante persone, gente del territorio, ma che arriva anche da fuori, considerato che il reparto di cardiologia di Milano è tra i punti di eccellenza dell'intera regione. Numeri abbastanza importanti. E ovviamente dietro a questi numeri c'è un'organizzazione importante, un'organizzazione che va a 360 gradi che coinvolge a partire dall'OS, dagli infermieri, dai medici e tutta l'organizzazione che praticamente deve funzionare e andare liscia.